Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Io spero che voi dobbiate ancora mangiare o avete già mangiato, perché vedremo sangue sulla scacchiera. Quindi per chi è debole di cuore, per chi è sensibile, sconsiglio la visione di questo video. Parliamo del gambetto del centro, una delle aperture più pazzesche di sempre, e in questa partita giocata in Germania nel 1941, di cui conosciamo solo il punteggio elo del nero, che qui chess.com mi segnala come 2131. Allora andiamo a giocare E4, E5, D4. Eccolo qui il gambetto del centro. Il bianco sacrifica un pedone. Adesso capiamo anche perché l'ha sacrificato. C3 sacrifica un altro pedone e il nero approfitta. Alfiere C4 sacrifica un altro pedone e il bianco approfitta. Ci troviamo in questa situazione. Quindi siamo a 2 più 2 per il nero, poiché i pedoni rimasti in gioco sono 1, 2, 3, 4, 5 per il bianco e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per il nero. Però, come ben sai, gli scacchi non è solo vantaggio di materiali, ci sono tanti altri vantaggi, come per esempio c'è un vantaggio in primis di sviluppo per quanto riguarda il bianco, che ha già due propri pezzi sviluppati, e in secondo luogo questi pezzi non solo sono sviluppati, ma sono anche sviluppati bene, poiché fanno pressione sul futuro arrocco corto del nero. Ora la prassi vuole che qui si risponda con D5. D5 il nero ridà un pedone, però riesce ad avere anche l'alfiere campochiaro attivo. D6, che è la mossa che viene giocata in questa partita, è vero che libera questo alfiere ma blocca quell'altro e non è la mossa più forte in assoluto. Cavallo F3, il bianco continua il suo sviluppo e adesso il nero gioca alfiere G4, pensando di inchiodare il cavallo, poiché il cavallo non si può muovere perché dietro c'è la donna, ma non ha fatto i conti con il dono greco. Lo conosci il dono greco? È quel sacrificio di alfiere su F7 e ci c'è bisogno di tre componenti per fare questo tipo di sacrificio: un alfiere, un cavallo e una donna. Solitamente questo dono greco viene fatto su H7, a dire il vero. Questo non è proprio il dono greco originale, viene fatto su H7 della Rocco, ma qui siamo più o meno allo stesso livello. Alfiere per F7, scacco, re per F7, cavallo E5, scacco, e si minaccia anche l'alfiere bada che è doppiamente minacciato, perché il nero non può catturare col pedone e gioca re in E8, perché se catturasse col pedone, tac, perderebbe la donna. Quindi il re va in E8, adesso può catturare l'alfiere. Facciamo una conta dei morti. Attualmente come pezzi ci siamo, a livello di pedoni siamo sempre abbiamo recuperato un pedone. Vediamo un pochettino come va a finire. Anche qui bisogna stare molto attenti nel giocare adesso. Qui probabilmente va bene cavallo C6, cavallo D7. L'idea è quello di fare un arrocco lungo sicuramente per il nero, ma ora il vantaggio di spazio e di sviluppo è troppo per il bianco, tant'è che ora il nero gioca cavallo F6 con l'idea di ok, cambia tutto quello che puoi, vediamo un po' di fare qualcosa, ma ragazzi, dopo cavallo per F6, G per F6 chiaramente, non di donna perché c'è l'alfiere, donna H5, scacco, re in E7, e adesso la vedi la finezza? Ti lascio 10 secondi per pensarci. Ok, la finezza è data da alfiere F6, scacco minacciando la torre. Se il re cattura, guarda un po' cosa c'è, donna H4 con infilata, il re è costretto a spostarsi, chiaramente non può stare sulla stessa diagonale, deve spostarsi da qualche parte e tadam, si perde la donna. Questa partita è stata molto divertente, poco istruttiva sicuramente, ma molto divertente. Spero
che ti abbia spronato nel provare nelle partite lampo a giocare a volte in modo anche divertente, poiché ricordiamoci che gli scacchi sono un gioco, chi prende tutto troppo sul serio, secondo me fa un grave errore. Bene ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto, allora noi ci vediamo domani sicuramente con un altro video e come al solito vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!